Buongiorno da Leandro Maggi, che oggi è in diretta. Oggi siamo al ponte Robert Baden-Powell per una cosa molto importante. Ci sarà una targa dedicata a Francesca Morvillo. Vedete questo manifesto, tra l'altro ci sarà sempre un fiore sulla tomba della dottoressa Francesca Morvillo ad opera dei bersaglieri di Chioggia, nucleo antimafia clodiense, con il patrocinio del comune e su iniziativa del Lions Club Chioggia Sottomarina. Ci sarà appunto questa iniziativa che fa parte delle iniziative Le mogli di Francesca Morvillo, magistrata e accademica, ed è una giornata dedicata alla figura della donna dello Stato e moglie di Giovanni Falcone, anche lei purtroppo morta con gli uomini della scorta nell'attentato di Capaci del 23 maggio 1992. Vedete la presenza della polizia, dei carabinieri, della rappresentanza della marineria, ma non solo. C'è il sindaco Armelao, i bersaglieri. Molto sentita questa giornata, questo momento, ed appunto oggi verrà intitolata a Francesca Morvillo un tratto dell'Usenzo, e poi sarà inaugurata l'esposizione della teca contenente i resti dell'auto della scorta del giudice Falcone. Polizia Municipale, Associazione Nazionale Carabinieri. La Polizia Municipale. Noi facciamo adesso un piccolo schieramento proprio di fronte alla lapide, e quindi vi chiediamo gentilmente di sia qui e anche dall'altra parte, sì, pochi minuti, insomma, va bene? Come si organizza? Allora come dirà? Buongiorno, posso chiedervi qualcosa come che oggi in diretta Lions ha voluto fortemente questa giornata? Sì, esattamente, in collaborazione. è stato lavorato per un anno bene per riuscire ad avere tutto quanto, ed è stato veramente un evento che l'abbiamo proprio sentito come Lions, e abbiamo avuto anche poi la collaborazione anche da parte del comune di Chioggia. Questo è importante e fondamentale, ci sono fatti anche loro da giornata. C'è una partecipazione compatta di tutte le forze dell'ordine, certo, quindi certo. È molto sentita come complimenti. Esattamente sì, c'è tutte le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, poi anche il vigile del fuoco e anche altri che sono serviti all'interno. Vi ringraziamo. Ci mancherebbe. Grazie. Buongiorno. Dobbiamo mettere di qua. Voi come bersaglieri siete molto vicini a queste iniziative. Noi abbiamo adottato la tomba della dottoressa Morvillo dal 2016 e tutte le settimane la sezione fa svolgere i fiori alla sua tomba. Adesso quando hanno finito un attimo, Grazie. le facciamo un attimo. Ci mettiamo? Sì, ci mettiamo per così, sì. Allora vi faccio spostare. Va bene, dai. Buongiorno Assessore. Buongiorno. A Donzena naturalmente dovevo chiedere qualcosa, c'è anche l'amico Marco Lanza. Allora, è una città che sente molto questa intitolazione particolare, è una città che sente molto anche il discorso l'antimafia, o sbaglio? È una cosa molto bella per una città, perché il senso civico è alla base di un futuro, per cui anch'io vedo positivamente questa attenzione, non solo a figure che meritano di essere celebrate, ma anche ad eventi che devono diventare dei moniti per noi. Grazie. Naturalmente da Marco Lanza, che è il nostro giornalista di punta qua a Chioggia, ho promesso che mi metto qua contro luce. Marco, presente naturalmente come amministrazione qua a questa celebrazione tra l'altro in concomitanza e anzi in collaborazione con Lions.
È una collaborazione che sentite molto? Sì, è molto sentita in città tutta l'opera dei Lions, una realtà che ha avuto già nel passato modo di realizzare delle iniziative che stanno continuando e stanno portando dei frutti. In merito ad oggi, come tu prima anticipavi, c'è proprio veramente l'aspetto di una città che, hai usato il termine, sente appunto questo momento. Io credo sia, diciamo, una delle 1000 situazioni, non oserei neppure dire sfaccettature, però una delle 1000 situazioni dove la città cerca su tanti campi di fare, diciamo, un leggero salto di qualità, un ulteriore appunto da modo per proporsi o riproporre appunto la sua bellezza del territorio. Basta dare un'occhiata in questo momento a tutto quanto quello che ci circonda e abbinare anche dei nomi insuperabili sotto questo punto di vista. Credo sia stata una ottima scelta dei Lions e dell'amministrazione comunale. Grazie Marco. Quindi lo ricordiamo ancora una volta, questa iniziativa che è un'iniziativa del titolo Le mogli di, ed è dedicata a Francesca Morvillo, magistrata ed accademica, che è una donna importante dello Stato, moglie di Giovanni Falcone, morta anche lei purtroppo con gli uomini della scorta nell'attentato di Capaci del 23 maggio 1992. Quindi attendo la signora Vianello, che è la Presidente della signora, vi invito a... Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Bersaglieri, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale. Buongiorno, ciao. Buongiorno Sindaco. Sindaco, giornata molto importante oggi, molto sentita anche da parte della sua popolazione, o sbaglio? Giornata importantissima, molto sentita. Prima eravamo lì al Teatro Don Bosco con i giovani delle scuole superiori, quindi e medie anche. No, superiori erano, perché ho visto qualche insegnante delle superiori e è giusto insomma far capire anche a loro cosa è stata la mafia, ecco che non bisogna mai abbassare la guardia, ma bisogna continuare a combatterla con ogni forma. Lei è un poliziotto, la sua arma, come sente queste giornate qua? Essendo stati coinvolti in prima persona? Sì, beh, ci sono anche tutti i miei colleghi delle forze di polizia qui e poi il momento toccante sarà anche alle 16:30 in piazza con ovviamente la scopertura della teca con all'interno i resti della Fiat Croma della scorta di Falcone, dove hanno perso la vita i 3 colleghi. Grazie Sindaco, la vedo... Vi invito ovviamente ad andare lì a vederla, insomma. Ecco. Però la vedo commosso, sbaglio. Non è cosa da tutti i giorni, insomma. Lei. Poi se uno va a rivedere anche le immagini del tempo anche sul canale YouTube si renderà conto, insomma, dei momenti tragici che hanno vissuto poi i colleghi lì a Palermo. Grazie Sindaco. Grazie. Ciao Marco. Marco, invece noi di Vista conosciamo Martina, Marta Matella, piacere. Che abbiamo... È la mia mamma. Stamattina con tanto piacere perché è un neo magistrato, quindi una magistrata donna. Anche l'assessore Dolfin, assessore regionale, nonché consigliere regionale e comunale, non assessore regionale, scusate. Vice sindaco, l'assessore, i due assessori, praticamente tutta l'amministrazione al completo, quindi giustamente per una giornata particolare. Ci ricordava il sindaco appunto che alle 16:30 ci sarà la possibilità di vedere i resti dell'auto di Falcone, l'auto che è stata coinvolta nell'attentato del 23 maggio del 92. Ed sarà sicuramente un momento importante, un momento anche di monito. A Milano è la via diretta dalla Noi ci siamo, sì, ci piace.
Questo è un ponte particolare, dedicato tra l'altro all'inventore degli scout, ed è uno dei posti più magici di Chioggia, l'Usenzo. Vedete da una parte Sottomarina, dall'altra parte Chioggia, quindi a maggior ragione dedicare questa parte dell'Usenzo a una figura importante come Francesca Morvillo fa sicuramente da corollario importante per questa giornata. Abbiamo già ricordato che un'iniziativa del Lions Club di Chioggia Sottomarina, che ha visto naturalmente il patrocinio e la collaborazione del Comune di Chioggia, che appunto è presente al gran completo in questa giornata. Giustamente il sindaco ricordava che non c'è mai avuto la possibilità Chioggia di vedere cosa è rimasto della macchina della scorta del giudice Falcone, e oggi verrà scoperchiata la teca. Ecco, tutto è pronto. Alla magistrata moglie del Falcone, che lui è fondatore della storia. O sono già arrivati? Iniziamo? Valentina? Sì, certo. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata splendida non solo per il tempo che ci accompagna per questa cerimonia importante per la nostra città, e vi ringrazio per essere qui. Oggi è una giornata che noi dedichiamo a tante cose, a tanti valori, in particolare a una donna, Francesca Laura Morvillo, conosciuta come la moglie di Giovanni Falcone, morta durante l'attentato di Capaci il 23 maggio del 92 assieme alla scorta. E grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, in primis ringrazio per tutti il nostro sindaco Mauro Armelao, perché le cose non si fanno da soli, si fanno assieme e si raggiungono grandi risultati come siamo riusciti a raggiungere, Mauro, oggi veramente per la nostra città, ma non solo, una giornata veramente particolare. Ecco, noi dedichiamo a Francesca Morvillo la camminata pedonale che parte dal ponte Baden-Powell fino al ponte San Martino, quindi tutta la camminata, e tutti coloro che la faranno da oggi in poi avranno un abbraccio materno, io lo dico, alla Laguna Sud, e i colori che vediamo oggi sono i colori che ci accompagneranno, ricordo, per sempre. Io vi ringrazio ancora e invito il sindaco con me a scoprire la targa. Grazie. Piano, sindaco. Vado? Andiamo? Grazie. Intanto c'è. Sì. Ringrazio tutti ovviamente per la presenza,
Per noi ovviamente è un onore aver collaborato con il Lions Club per questa importante iniziativa. È giusto sempre ricordare e tramandare quello che è stato anche ai nostri giovani. L'abbiamo fatto prima molto bene anche al Teatro Don Bosco. Vi aspettiamo anche alle 16:30 ovviamente per l'apertura della teca che contiene la Fiat Croma blindata guidata dai 3 colleghi della scorta del giudice Falcone. Ecco, non è cosa da tutti i giorni avere la possibilità di vederla, di vedere quel che è rimasto ovviamente di questa macchina che conteneva appunto i 3 colleghi della scorta. Grazie a tutti, per noi amministrazione, ripeto, è stato veramente un onore collaborare e spero che anche questo serva ad avere più rispetto ovviamente per questa passeggiata splendida del nostra Laguna dell'Usenzo. Ecco, chissà che serva anche a questo, insomma, tanti giovani che magari frequentano questo luogo, che ci sia anche una forma di rispetto in più rispetto a quello che abbiamo già adesso. Ok, grazie a tutti, buona giornata e do ovviamente parola a Don Francesco Zenna, vicario del nostro Vescovo di Chioggia. E quindi porto il saluto del Vescovo che non ha potuto essere presente ma che applaude veramente tanto a questa bella iniziativa. Chiedere la benedizione del Signore in questo momento ha un significato molto importante. Vuol dire che un fatto del passato, un fatto anche così doloroso, può avere un valore redentivo. È stato un fatto doloroso della croce di Cristo, un valore redentivo sulla storia. Quindi non è esagerato dire che il martirio di tanti giusti si unisce al martirio di Cristo per rendere nuovo questo nostro mondo, questa nostra società. Quindi, questo è il senso di benedire una persona e un fatto del passato. Però la benedizione vale anche per oggi, quindi vale per noi che dobbiamo di questo fatto farci interpreti, riuscendo anche a capire il valore delle nostre sofferenze, dei nostri sacrifici, delle difficoltà che a volte si hanno e che si tenta magari a volte di togliere, no? di evitare, no? della nostra vita. Invece se veramente ci si vuole donare bisogna sapere affrontare anche il sacrificio e la difficoltà. Su questo la benedizione del Signore, perché rende efficace anche il nostro lavoro e il nostro sforzo. E qui davanti le forze dell'ordine ci dicono che veramente a volte è un sacrificio, no? Fare il loro lavoro, il loro dovere, ad esempio questo. E anche per il futuro di questa città. Il sindaco citava prima la realtà giovanile, che sono appunto il futuro di questa città, che possono davvero prendere esempio da queste memorie che facciamo insieme di questi eventi. La benedizione abbia davvero questo significato. Ho preparato un piccolo testo della benedizione, perché è un atto liturgico. Benedici, Signore, il tuo popolo che attende i doni della tua misericordia. Porta a compimento i desideri di bene che tu stesso gli hai ispirato. E fa che ti renda grazie per i doni ricevuti, per Cristo nostro Signore. Amen. Sostieni il tuo popolo, Signore, con la santa benedizione, dodagli vittoria sul male e compi i suoi desideri di bene. A te lode e gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio che è benedetto nei secoli, vi benedica sempre e dovunque, perché tutto cooperi al vostro bene in Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Approfitto per ringraziare anche della presenza il consigliere comunale Enrico Gavagnin, che è stato delegato dal sindaco Luigi Brugnaro ovviamente a rappresentare il comune di Venezia e la città metropolitana. Grazie, perché prima al teatro mi sono scordato. Dovevo dire 1000 cose, ma dovevamo fare anche in fretta. E mi sono scordato di Enrico, che oltretutto è un poliziotto anche lui. Quindi... Sì, in occasione dell'intitolazione e anche del convegno abbiamo invitato Maria Pia Ercolini. Maria Pia Ercolini è la presidente dell'Associazione Nazionale di Toponomastica Femminile. L'associazione è nata circa 11 anni fa, il primo congresso nazionale è stato fatto proprio a Chioggia, di 15 anni fa. Ecco, io vorrei dare la parola a Maria Pia perché il fatto di intitolare a donne strade
è la missione, insomma, dell'associazione, che in pochissimi anni è diventata un'associazione importante, tanto che anche in Europa, adesso vi racconterà Maria Pia, insomma, siamo presi d'esempio, anzi siamo invitati a portare il nostro apporto. Grazie. Sì, io rappresento l'associazione toponomastica femminile che cerca di dare visibilità alle donne nello spazio pubblico. E questa cosa è molto importante perché le ragazze non hanno modelli. Quello che manca nella società di oggi, in cui i giovani lavoreranno, perché ormai non si vive più di un solo stipendio, sono modelli con cui possono identificarsi. Quando noi andiamo a fare i sondaggi, noi lavoriamo tantissimo nelle scuole, quando andiamo a fare i sondaggi tra bambini e bambini, soprattutto nella scuola primaria, i bambini tirano fuori 50 professioni che vorrebbero fare, le bambine non arrivano a 10, perché mancano i modelli. Le strade intitolate a persone, perché ovviamente parliamo solo di quelle, le strade intitolate a persone vedono intitolazioni 100 uomini e adesso dopo 10 anni di battaglie siamo arrivati quasi a 9 donne. 9 donne, perché così poche? Dove sono le donne? Per le donne è sempre molto difficile, è stato molto difficile mettersi in luce negli anni passati ed è ancora oggi molto difficile fare ricerca, perché le donne perdono il proprio cognome quando si sposano e quindi andare negli archivi e rintracciare la loro storia, le loro azioni è sempre molto complesso. Questa targa mi riempie il cuore di gioia perché in questo caso non parliamo di vittima, ma parliamo di protagonista, parliamo di magistrata, parliamo di accademica, perché delle donne bisogna valorizzare il loro agito, perché il loro agito le trasforma da oggetti in soggetti e cambia la mentalità e permette di ridurre la violenza, perché un oggetto ha un padrone, un soggetto non ha padroni, non appartiene a nessuno. Grazie. Rompiamo le righe. Bene, grazie a tutti. Silvia, una foto. Perché tutti dobbiamo tornarci a fotografarvi. 16:30. No? Guarda, io adesso non sento più. Però Mauro A questo livello dell'Usenzo, davanti a questa straordinaria targa che è stata spiegata benissimo dai relatori, a Francesca Morvillo, magistrata e accademica, purtroppo perita a Palermo il 3 maggio del 92, la città di Chioggia ha voluto dedicare questa parte dell'Usenzo. Leandro Maggi, da Chioggia in diretta, buona giornata.